Un thriller ambientato tra Belluno e Feltre, passando per il castello di Zumelle. Un film, Il mistero della Val Belluna, che rappresenta una novità tra le produzioni bellunesi. Segno particolare, la giovanissima età di chi gli ha dato vita, tutti studenti dell'Istituto Da Vinci. Nasce un po' dalla passione di tre ragazzi per il cinema e abbiamo pensato un po' di valorizzare quello che è il territorio bellunese con le sue bellezze e proprio abbiamo deciso di ambientarlo nel territorio. L'opera è nata interamente dalle menti e dalle mani dei ragazzi, dalla sceneggiatura alle riprese fino al montaggio. Una storia di omicidi e mistero attraverso i panorami della Sinistra Piave e particolari aspetti della cultura bellunese. Il pietrificatore di corpi. Esattamente, bravo, proprio lui. Girolamo Segato nacque nella Certosa di Vedana. Un film che permetterà di scoprire la bellezza dei panorami e delle location bellunesi, ideali anche per il grande schermo. Offre molti spunti anche perché, diciamo, anche come strutture è molto bello, è molto artistico e sì, è un bel paesaggio. Un lungometraggio che può diventare uno spot per il territorio, che ha fatto innamorare anche i ragazzi da fuori provincia. Mi sono anche abituato a stare qua a Belluno e quindi mi piacciono anche i paesaggi, sono molto anche colorati, si può dire. Io mi sento bene, quindi consiglierei anche a una persona quindi di venire qui e di vivere anche una vita magari. Creativi all'opera che hanno trovato una via grazie anche a chi ha saputo proporre loro la giusta strada. Il successo è lontano, ma le capacità ci sono. È un po' presto per dirlo e poi bisogna vedere. È vero che i momenti di crisi normalmente incoraggiano anche, come dire, l'emergere di nuovi talenti, di nuove leve per la cultura, per l'arte. Speriamo che anche tra di loro ci sia qualcuno che va a intraprendere questa strada. Insomma, l'appuntamento è da non perdere. Il 20 settembre alle ore 15 al Cinema Italia, vi aspettiamo.